Ripristinare il collegamento diretto 118 centrale operativa sanitaria. Riorganizzare l'emergenza sanitaria nell'ambito di dipartimenti di emergenza di area vasta. Ecco, non sto leggendo gli impegni di questa mozione, però sono sovrapponibili. Questo è il programma del Presidente Massimiliano Fedriga, sottoscritto da tutta la coalizione. Sono passati 3 anni e mezzo e ancora oggi io mi chiedo se state prendendo in giro i cittadini o se avete preso in giro i cittadini quando avete presentato questi impegni che non avete mantenuto. So che nell'ultimo anno e mezzo c'è stata la pandemia e questo ha rallentato tutto ed è comprensibilissimo. Prima avevate 2 anni, non avete cambiato assolutamente nulla del modello che è stato presentato precedentemente e che avete criticato per tutto il periodo della scorsa legislatura e grazie a quello anche avete vinto e state governando questa regione. Io lo trovo una grande presa in giro. Adesso naturalmente qualcuno mi dirà che è una fake news, ma no, perché visto che adesso mi dispiace tra l'altro che non c'è l'assessore alla salute, dopo non so se si collegherà, spero che si stia leggendo magari il testo del report del Ministero, così magari vedrà l'interezza delle osservazioni che sono state fatte lì all'interno. Però questo è l'impegno che tutti quelli che sono stati eletti col centrodestra dovevano andare avanti e che è stato disconosciuto il giorno dopo che siamo entrati qui dentro. Io già a fine novembre 2019 avevo presentato un'interrogazione per sapere se e quando la chiamata diretta alla centrale operativa sanitaria, come previsto dal programma del centrodestra. La risposta che mi è stata data dall'attuale assessore era che ci sono in realtà molti vantaggi da questa chiamata diretta, in particolar modo quello del filtro del 50% delle chiamate, la traduzione in 17 differenti lingue e poi minimizzava quello che il consigliere Zalucar sostiene essere la doppia chiamata. Lui diceva che in realtà le tempistiche sono molto ridotte e minimizzava anche il servizio in base al quale io ho fatto queste interrogazioni perché c'erano stati problemi con la linea e quindi mi diceva che questo disservizio, ma non è il primo disservizio che aveva avuto il sistema di chiamata diretta, diciamo, e il sistema tecnologico che era stato progettato, dice che è stato risolto in tempi rapidi e che erano allo studio delle sperimentazioni per implementare quello che era l'efficienza, diciamo, delle chiamate. Da allora nessuna novità. Ricordo che a maggio di quest'anno la FIALS diceva testualmente: la Sores dopo 4 anni di attività continua a avere le stesse criticità, carenza di personale rispetto alle reali necessità. Dopodiché tutta una serie di criticità che non vi sto ad elencare. Ed oltre alla chiamata diretta, è stato discusso anche una diversa organizzazione del sistema dell'emergenza urgenza. Leggo anche questo, ma è tutto documentato, non mi sto inventando niente. Un verbale, una relazione dell'incontro del nursing con il commissario straordinario dell'ARCS Zavataro, che doveva essere il manager portato nella nostra regione per rivedere tutto il sistema dell'emergenza urgenza. L'obiettivo è di fare un dipartimento interaziendale che doveva essere portato entro il 30 maggio in giunta, per superare quella che è la principale criticità che si manifestava, che era la frammentazione del sistema. C'era presente anche l'assessore Riccardi, che non leggo tutto il testo, ma insomma il dipartimento interaziendale doveva essere il modello in cui unificare un sistema molto frammentato, che abbiamo visto anche nell'audizione con il dottor Tonutti, in realtà in maniera drammatica anche litiga all'interno e c'è uno scaricabarile su di chi è la responsabilità di servizi che poi regolarmente vengono segnalati, denunciati e che a volte portano anche in tribunale gli operatori. Sul ripristino delle centrali operative di Trieste in particolar modo c'è stata una raccolta firme sempre del sindacato FIALS che ha raccolto un
un numero significativo di firme. L'ultimo documento che voglio citare, che è stato reso pubblico dal Piccolo, ancora a gennaio 2020, è un'ipotesi di prima riorganizzazione, per cui questa ipotesi di organizzazione del sistema 118, mantenendo un'unica centrale con personale dedicato, oppure un'unica centrale con personale non dedicato, oppure con due centrali che abbia la funzione anche di backup, per cui la centrale unica e un'altra centrale in Asugi, ecco, sono prospettive che sono già state analizzate in realtà dai tecnici. Le due sedi, c'è scritto, che ricomprese in dipartimenti di emergenza aziendale, sono quelli che hanno i maggiori punti di forza. Quindi c'è uno studio già fatto da parte di un gruppo di professionisti che dice che questa soluzione garantisce una maggiore integrazione, la possibilità di rotazione del personale nell'attività di centrale di soccorso territoriale, la funzione di backup che per il momento per il 118 non abbiamo il backup per il 112 a Brescia, e i punti di debolezza sono assolutamente inferiori rispetto a quelli che sono i punti di forza. Ecco, a fronte di questa inerzia da parte della Giunta, ma anche di due disegni di legge, due proposte di legge, una a firma Movimento 5 Stelle e una a firma Forza Italia, depositate al Senato, che chiedono proprio il ripristino, la chiamata diretta al 118 e il ripristino delle centrali provinciali. Io avevo depositato durante l'assestamento a giugno un emendamento che andava in quella direzione, in spirito collaborativo, ma anche per sollecitare la maggioranza ad agire in questa direzione. Mi è stato bocciato quell'emendamento, aspettiamo ancora che vengano mantenute quelle promesse e c'è un assordante vuoto con criticità che permangono. Ecco, io credo che forse, Presidente, sarebbe ora che qualcuno risponda delle promesse fatte in campagna elettorale e che riferisca ai consiglieri che hanno diritto di essere edotti se realmente questo è il modello migliore, se c'è la possibilità, come sostenuto da loro, di unificare tutto il sistema in un unico un sistema che accorpa sia l'elisoccorso che la centrale, con un'unica centrale, ma lo vedo difficilmente percorribile, o se c'è la volontà di avere centrali provinciali o quantomeno di area vasta, come avevo proposto io, per cercare di migliorare il servizio. Davanti alle segnalazioni di servizi non si può più rimanere immobili e bisogna rendere conto ai cittadini di quello che si è promesso. Grazie.